You got me right in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotion, no sexual. That's just the way. Allora, buonasera, calciatori, siamo in diretta, vi raccontiamo una festa ricca di storia. Sono con Giorgio Rongadi, sono a Basedo di Chions, dove proprio oggi inizia questa festa che oramai ha una tradizione ultra quarantennale. Fra pochi minuti, fra 30 minuti, inizierà a esibirsi l'orchestra piacentina di Galassi, però come ben sapete vogliamo raccontarvi dove siamo, che cosa, quali sono gli obiettivi di questa associazione che di fatto ha, come capita in molti casi, un fine benefico. Ciao Giorgio. Ciao, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui a Basedo. Siamo nella parte sud meridionale della provincia di Pordenone, siamo ai confini col Veneto. Basedo è un paese abbastanza piccolo, ma come potrete vedere ha una grande festa e una grande tradizione che ci teniamo così a proporvi e a esporre. Ecco, intanto vediamo che il caldo continua a... Guardate, chiedo a Di Bernardo, c'è qualcuno che usa addirittura il ventaglio, è piovuto da qualche parte, ma qua siamo ancora sopra 30 gradi. Qui siamo ancora al caldo, diciamo che succede quasi ogni anno il periodo di fine luglio e primi di agosto, quindi siamo abbastanza allenati, ma per questo ci siamo attrezzati perché abbiamo tantissima specialità, tante pietanze e anche tanto bere fresco e buono, genuino e soprattutto espressione del territorio, perché abbiamo dei vini friulani e veneti di ottima qualità. Ecco Giorgio, al di qua della rete sono coloro che stanno aspettando Galassi e la sua orchestra. Oltre la rete e vediamo anatre, le immagini delle anatre, perché è il piatto che domina la scena. Sì, è il piatto che rappresenta la tradizione, che rappresenta l'espressione proprio di questa pianura pordenonese, della bassa pordenonese, perché ricordiamoci che la festa è nata proprio perché la rassa, l'anatra, era il piatto più facile da trovare nelle famiglie, era l'animale più allevato facilmente, e quindi i primi momenti di convivialità che hanno dato origine poi alla festa sono stati proprio con la rassa. Poi è venuto avanti anche tutte le altre cose, le costicine piuttosto che il frico e tante altre pietanze, ma sicuramente il piatto fondamentale della festa è la rassa, per i motivi proprio di convivialità. C'è da dire anche che questo piatto noi riusciamo a portarlo avanti, spero anche altri, ma noi in particolar modo ci teniamo molto alla procedura di preparazione che rispecchia proprio le nostre nonne che all'inizio degli anni 60 hanno dato origine a questa che è diventata una grande festa, è diventata quasi, possiamo definire, un evento per la provincia di Pordenone. Ecco, con Giorgio gireremo per la festa della rassa qui a Basedo di Chions, quindi vi mostreremo, partiremo da questa che di fatto è la piazza del ballo, e qui tutto intorno ci sono le varie attrazioni. La prima che vi mostriamo è quella casupola in legno che di fatto è il bar del ballo. Del ballo, esattamente, lì serviamo il bere, il punto di ristoro e anche i dolci per il dessert dopo aver degustato appunto le nostre pietanze. Ecco, Matilde, i dolci che offrite quali sono? Allora abbiamo la tipica torta polenta che è un semifreddo, abbiamo delle crostate frutti di bosco, una crostata della nonna molto secca proprio per andare in abbinamento a del prosecco ottimo che abbiamo e della ribolla, e per cui cerchiamo di abbinare anche i dolci a dei vini. Per finire abbiamo un tiramisù anche per persone che soffrono di intolleranze alimentari, per cui sono senza glutine alcuni dolci. Signora, lei è di qua? Sì, sono nativa del paese di Basedo, la mia famiglia anche, abitiamo qua da sempre. Ecco, senta, ma quindi 40 anni fa com'era la sagra? Era più piccolina, è nata nella piazza, noi abbiamo una piazza piccola, molto raccolta, la sagra è cominciata lì dai nostri
avi, i nostri nonni iniziavano lì, facevano la piccola balera e offrivano appunto l'anatra, che era l'animale qua, perché questa era una zona paludosa, di conseguenza era l'habitat naturale per questo animale, di conseguenza veniva fatto questo ed era un momento conviviale che univa il paese e si festeggiava San Bartolomeo, che è il 24 agosto. Inizialmente la sagra veniva fatta il 24 agosto perché noi festeggiamo il patrono, poi per motivi logistici e quant'altro è stata un po' anticipata. 40 anni fa non c'era tutto sto ben di Dio. Direi proprio di no, poi passano gli anni, cambiano le generazioni e tentiamo di adeguarci ai tempi, per cui di modernizzarci e di offrire insomma il meglio che si può. Una cosa che ho notato è che, come vedete, si organizzano e sono numerate. Mi spieghi questa cosa? Sì, abbiamo dovuto fare così per un po' per rispetto delle persone che entrano, in modo che possano avere la sedia e sedersi, perché altrimenti diventava un po' difficile da gestire. Noi, ringraziando il cielo, abbiamo sempre delle bellissime orchestre, grandi orchestre, quindi l'affluenza è tanta e dobbiamo cercare di tutelare anche coloro che vogliono ascoltare tranquillamente in serenità, insomma. L'afflusso, mi dicono, è piuttosto importante. Sì, stavo per dire purtroppo, perché dal punto di vista logistico è un po' difficile per noi. Ricordiamoci che questo è un paese piccolo, Basedo conta 270 abitanti, dobbiamo ringraziare i nostri amici dei paesi limitrofi, anche fuori provincia che fuori regione, che vengono ad aiutarci, che noi accogliamo veramente con tanto, sono gratissimi e veramente li cogliamo in tutto il bene che li vogliamo. La festa non riuscirebbe se non ci fosse l'aiuto e la solidarietà di tutti questi amici che arrivano qua a Basedo. Facciamo anche una bevuta insieme, una mangiata insieme, ma poi si lavora e alla fine siamo in più di 200 che lavoriamo e tantissime persone non sono del paese. Ecco, adesso noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e poi vi diremo che cosa c'è al primo piano di quella palazzina, una mostra. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta da Basedo di Chions, vi stiamo raccontando la festa della razza, la festa dell'anatra. Sono con quello che è un po' il senatore della cucina, Sergio. Cuoco? No, non ha il vitalizio lei? No, magari. Senta, mi racconta com'è la vita qui in cucina. In cucina non è facile, ci vuole pazienza, passione e il tempo, perché è quello la materia prima che ci vuole. La materia prima da dove arriva? Le anatre che voi cucinate trasformate? Italiane, prima qualità, sì, di San Donà di Piave. Ecco, senta, quali sono, poi le mostreremo, vedo gnocchi, vedo funghi, c'è veramente di tutto qua dentro. Sì, qua c'è di tutto, oltre che l'anatra c'è costa, salsiccia, bracciola, frico. Ecco, ha ognuno il proprio compito. Sì, esattamente. E lei è il capo qua. Capo no, io sono il principale della sagra, cioè della razza. Io seguo l'anatra più che altro. Dopo ognuno ha la sua responsabilità e i suoi compiti divisi, chi il frico, chi la costa, chi la salsiccia e chi la polenta. Ecco, senta, una cosa bella che noto è che ci sono tanti giovani, quindi anche qua è garantito il ricambio. È quello, la garanzia nostra della sagra è i giovani, la gioventù che lo fa con passione e con entusiasmo, perché è quello l'importante. Adesso vorrei chiedere a Giorgio, vieni un attimo di qua, c'è quel computer, a cosa serve? Come dicevamo prima, l'afflusso è importante, abbiamo bisogno di organizzarci appunto con i computer per fare in modo che le comande abbiano un flusso scorrevole e riusciamo a servire in modo graduale tutti quanti. Se non avessimo l'aiuto della modernità dal punto di vista gestionale sarebbe molto difficile. Ecco, quanti coperti fate mediamente? Beh, mediamente in una serata superiamo i 1000 coperti. 1000 e diciamo che poi dipende anche dalle serate perché non sempre c'è bel tempo, qualche volta, però insomma siamo contenti soprattutto per la qualità del prodotto. Sergio è un po' il testimone della procedura, l'ho appena detto, questo è fondamentale perché c'è una procedura di preparazione ma c'è anche una procedura di cottura che Sergio segue e che è molto importante. Io voglio anche ricordare Adriano Di Doi che è qua il papà di Daniele, che è uno che appunto ci segue sulla procedura di preparazione insieme a Sergio e insieme a tante altre persone, e questi signori portano appunto, dicevamo prima, la tradizione nella preparazione, la tradizione nella cottura, la tradizione che rappresenta il pordenonese dal mio punto di vista. Questo ragazzo chi è? Questo è un bravissimo giovane, un collaboratore, uno dei tanti giovani che fortunatamente aiutano la festa, si chiama Marco. Cosa vuoi dirci, Marco? Che è molto bello lavorare qua alla sagra perché comunque ti diverti e fai sempre nuove amicizie ed è un modo anche per aiutare qua il popolo di Basedo, diciamo, perché siccome siamo in pochi, più uniti siamo meglio è alla fine. Bello questo termine, il popolo. Sì, popolo, perché non siamo solo un paese così, ma siamo molto uniti. Ecco, aspetta, scusa un attimo, e guardate da questa parte, abbiamo visto ovviamente delle pietanze, ma anche il sistema di somministrazione della birra, qui è tutto organizzato, veloci, che al massimo fanno i biglietti, poi arrivano, ma in tavola il massimo 10 minuti, il massimo, sono serviti. Quindi lei mi dice che chi arriva qua non aspetta? No, aspetta la fila per il biglietto più che altro, ma come servizio l'hanno subito. Nell'entro di 8 minuti sono già seduti che mangiano. Allora io direi, se ci spostiamo così agevoliamo anche il lavoro del mio collega Di Bernardo e vi mostriamo, guardate che razza di esercito. No, veramente siamo al massimo proprio, tutti uniti con calma, la fila. Sono tutti volontari? Sì, tutti volontari. Tutti. Ecco, vieni un attimo, mi interessa molto sta cosa, vieni. Stavi vedendo, si vede? Mi fa piacere che si vede, mostriamolo così, vieni da questa parte,
telefriuli.it. Stavi guardando sul sito? Sì, no, in realtà avevo fatto un video, stavo facendo un video a un mio compagno e così per... È uscito bene? Sì, boh, più o meno. Cosa fai da queste parti? Adesso io sto servendo del mangiare alle persone e per andare... Cioè. Senti, il veterano mi dice che siete piuttosto rapidi. Beh sì, è vero, perché alcune volte le persone si siedono ai tavoli e gli arriva subito, o in altre occasioni le persone sono ancora alla cassa e noi li abbiamo già portato. E allora, vedete, vediamo se riusciamo a mostrare. Vieni un attimo. No, portami il vassoio così lo mostriamo. Così cominciamo a stuzzicarvi. Guarda. Illustrami tu il vassoio. Allora, questo è rassegnocchi, il piatto rassegnocchi, e questo è il misto. E poi ci voleva la rassa che non l'ho ancora presa. Ah, questo è... Questo è il piatto rassegnocchi, sì, c'è rassa e anche gnocchi. Cioè, quindi c'è la parte... Sì. Senti, dimmi la verità, sai cucinare queste cose o no? No, abbiamo i cuochi apposta. Quanti anni hai? 23. Ecco, dicevo prima, tanti giovani. Sì, è vero, sì. Abbiamo la fortuna qua di avere tanti giovani. Tutti di Basedo? No, vengono anche da fuori, c'è tanta gente da fuori, però principalmente Basedo ci siamo in tanti perché è un piccolo paese, quindi sono tutti che si concentrano alla sagra. Senti, mi sembra di capire che allora non c'è neanche rivalità. No, beh, ma siamo abbastanza uniti, è un piccolo paese, quindi siamo tutti per la sagra. Grazie. Grazie a voi. Allora, vi mostriamo appunto in tempo reale che cosa succede da queste parti e vedete veramente tanta gioventù. Quello lì è il presidente. Presidentissimo Antonio. Sì. Allora, noi adesso ci fermiamo e andiamo in pubblicità. Ok. E poi ripartiamo da te, perché io mi sono innamorato di questa cucina altamente tecnologica e organizzata. È da anni che cerchiamo sempre di migliorare, ci siamo quasi riusciti, ci mancano ancora tante cose, ma cerchiamo di migliorare ogni anno di più e vediamo che la gente ci compensa, insomma. Pubblicità e ci vediamo tra poco, grazie Butazzone, un saluto a Fabio Di Bernardo. In diretta da Basedo, guardate i colori, i profumi non posso raccontare, cioè posso raccontarveli ma non me li faccio percepire, questa è una delle basi operative del settore griglie. Presidente, allora prima della pausa pubblicitaria avevamo fatto un accenno, lo ribadisco, qua si vede che siete molto organizzati, sì, anche in esterno. Noi manteniamo la tradizione, come vedi, facciamo le griglie sempre con le legna, che per noi gli dà qualità e gusto al mangiare, sia la griglia alla salsiccia sia la griglia alla costa. Abbiamo una griglia che è lunga quasi 10 metri, di cui qui vedete che è griglia di salsicce. La materia prima da dove arriva? Qui abbiamo, diciamo, i nostri maiali del Friuli, perché qui proprio possiamo dire di maiali che ci hanno garantiti qui le macellerie che abbiamo noi, che abbiamo le migliori carni, perché noi prendiamo solo prima scelta di carne, di maiale. Ecco, e sullo sfondo vediamo proprio i fuochi che servono di fatto ad alimentare di braci le griglie. Sì. Noi abbiamo fatto quei grandi, diciamo, contenitori fusti, dove che noi buttiamo dentro la legna, come vedi, no? E da lì, cioè, dopo della gente che porta le griglie. Senti, questa non è una sagretta, questo è un evento di quelli importanti. Sì, non voglio dire, ma penso che sia la sagra una delle più grosse del Pordenone. Da quant'è che fai presidente di questa, che è un'associazione? Io sono già 6 anni e spero di fare ancora qualche anno e che venga su qualche giovane che prenda il mio posto, perché è giusto che lo facciano loro. Mi pare, vedendo quelli che si stanno sporcando le mani, che un successore potresti averlo. Sì, ce l'ho qui, è lì, ma sta crescendo, è veramente un bravo ragazzo e spero che continui. Allora, ci spostiamo da questa parte, Fabio, invece questa è la zona delle salsicce e là abbiamo... La costa, abbiamo la costa, in fondo, laggiù in fondo abbiamo la polenta e dopo c'è la raccolta differenziata infine. Abbiamo proprio una linea, cioè qui abbiamo avuto dei tecnici della Zanussi
che ci hanno spiegato un po' come mettere la cucina. Ecco. Senti, e con le norme di sicurezza come la mettiamo? Con le norme di sicurezza quest'anno ci hanno fatto morire. Devo dire la verità, ho avuto qualche problema. Per fortuna noi siamo avanti come Sagra e risolviamo con i nostri geometri, con i nostri periti riusciamo a farla partire, insomma, questa Sagra. Quindi con questo tu mi vuoi dire che forse siete partiti prima che le norme venissero imposte? Sì, noi come vedi abbiamo già la cucina tutta in acciaio, tutta la cucina in acciaio, tutto il fondo in cemento, no? Perciò è già da anni, cioè non è che ti dico è già da anni, e dopo vedo, insomma, vedi che linea, qui facciamo anche molti coperti. Senti, l'area festeggiamenti nasce e viene smantellata la prossima settimana? Sì, qui non si vede più niente. Proprio devo ringraziare qui i paesani proprio di Basedo, la gente di Basedo, tutti i ragazzi e tutte le famiglie di Basedo perché fanno un lavoro spettacolare. Cioè qui in 15-20 giorni si monta e in una settimana si smonta. Proprio è un lavoro veramente. Devo ringraziarli tutti, dal primo all'ultimo, tutti quelli che vedi qua. E dopo devo ringraziare anche la gente, i camerieri che vengono da altri paesi, a Bilotta, dappertutto, che qua stanno bene con noi e ci danno una mano, perché Basedo ha 200 abitanti, ma saranno 70, 80 veramente che possono lavorare perché in tutti. Ma qui c'è la gente da fuori che ci dà una mano. Senti, lo chiedevo prima a una giovane volontaria, qui non ci sono campanili? Sì, no, ma noi riusciamo a prendere, essendo un piccolo paese, riusciamo a prendere tutti. Perciò campanili sì, li abbiamo, abbiamo un nostro campanile qui che è meraviglioso, però vedo che anche gli altri campanili vengono qui. Allora io vorrei andare a quel signore con quel... Rico Moretin. Allora Rico, specialista della griglia, Moretin. Sì. Qual è il tuo compito? Il compito, diciamo, siamo in cinque e cuciniamo praticamente in base alle comande, in base a tutto, aumentiamo la velocità o diminuiamo la velocità, però sempre guardando che il prodotto esca più possibilmente perfetto. Senti, quanti chili dimagrite dopo l'esperienza alle griglie? Ad esempio stasera io pensavo che fosse abbastanza problematico, però tutto sommato non è male, perché vicino alle griglie così con il caldo c'è un caldo asciutto e quindi lo soffri meno. E naturalmente devi bere, devi stare un momentino attento anche con zuccheri, sali, una robata, perché effettivamente si suda, però molto probabilmente vicino alla griglia sembra strano, però si sta meglio che magari qua. Senti, svelami un segreto, perché è speciale la carne che cucinate qua a Basedo? Diciamo già si parte da una qualità all'inizio. Si cerca di vedere che sia una costa perfetta il più possibile, si cerca di metterla via nel miglior modo possibile come conservazione del periodo, diciamo, che viene presa in mano la prima volta al momento della cottura, e poi siccome tutto il discorso condimento, tutto il discorso viene fatto da noi, si cerca di fare la cosa migliore. Senti, qual è l'uomo più difficile da gestire? Ma qua no, siamo... Un birichino ci sarà? Siamo tutti birichini e nessuno, perché alla quinta sera generalmente qualcuno diciamo fra virgolette sclera, però anche adesso con questi ritmi qua, col caldo specialmente, magari ecco stasera ad esempio fumo non ce n'è tanto, ma magari ci sono certi anni che l'aria tira giù, c'è il fumo, c'è il caldo. Senti, presentami un attimo la pattuglia qui. La pattuglia qua è
Sì. La pattuglia qua è Renato. Renato, poi Renato, Giampier, che sono gli addetti alla Luganega o salsiccia. Luganega per voi altri, salsicceria. Esatto. Poi c'è Ramiro, uno dei vecchi. Poi c'è Mirko, anche lui uno dei vecchi. Renzo, Renzo dov'è Ramiro? Vorrei l'uomo con la canottiera bianca, vedo che il buon Di Bernardo lo sta già. Ramiro, vieni un attimo. Vediamo se becchiamo, perché Di Bernardo mi ha detto chiama Ramiro, e allora io. Come? Anni che fai questo lavoro qua, ormai va in automatico lei. Il venerdì sapevi già cosa fare. Quindi che bello, sapevi già cosa fare. Ramiro è timido, non cioè, vuole. vado da Ramiro io, se Ramiro non viene da me. Se arriva qualcuno ne robe chi no, per l'amor di Dio. Ramiro, vieni però fino qua, perché sennò. Qual è il tuo compito? Quanto caldo fa qua? Guarda, stai qui vicino e già lo senti, no? Quello ti sembra? Più o meno come a Bibbione o Lignano. Esatto, qualche grado in più perché c'è. Senti, quanto pesano queste coste? No, non pesano tanto. Me la mostra, tiramene su una, gliela mostriamo al. Porzioni, guarda. Qui sono 4 porzioni. Vedi? 4 porzioni, quindi questo sono 4-5 pezzettini a testa. Sì, 4 etti. Senti, ma chi te lo fa fare di prendere tutto sto caldo? Quanto ti piace? Sabato, domenica, lunedì, martedì. Siamo tutti over 60. E non quanti anni è? È vero. No, gli anni passati ormai. Più di 30. Sì. Più di 30 anni. Poi non so se adesso che il paese fa 280 abitanti. Siete tutti qua praticamente. Tutte le sere. Tutte le sere noi. Questo è il maestro, altro maestro di griglia, Mirko, vieni qua. Mirko, vieni un attimo così. Mirko, vieni qua. Si è lasciato la barba perché sa. Un po' di barba va bene, dai. Vieni, Mirko. Non è che ti becchi sulle griglie? No, non c'è problema, la barba è bella, no? Cosa fai nella vita? Io lavoro, faccio in fabbrica e il mio passatempo è cucinare alla griglia. Quindi questo è un modo per rilassarsi? In tranquillità, rilassamento, mi piace. È un po' di tempo che sono qua. Voglio dire una cosa, il paese è piccolo, è stato creato un ambiente per la gente che viene a darsi una mano da fuori, che è l'ideale. Non ci sono praticamente nessun problema se uno beve qualcosa di più, se mangia qualcosa di più, perché purtroppo il paese è piccolo e abbiamo bisogno di tantissima gente che anzi è da fargli un applauso, perché vengono qua solo esclusivamente per grazie. Per il bene del paese. Basta. E l'ultima parola, evviva Basedo. Esatto. Evviva Basedo. Io vado, ciao Ramiro, ci vediamo. Arrivederci. Grazie. Allora, vedete qui lo spirito di gruppo. Io ho la camicia che oramai, caro Di Bernardo, è come un pezzo di coste. A questo punto voglio sapere anche di salsiccia. È già pronta? Quasi. Pronta. Premesso che ormai abbiamo un'esperienza di anni e se viene il momento giusto da buttarla fuori. Quanto tempo ci vuole? Dai 25 ai 30 minuti normalmente, anche a 40, dopo dipende anche. Senti, tirami su una che gliela mostriamo al nostro regista che guarda Botazzoni, buon appetito. Questa è perfetta, quindi pronta, adesso non più perché è caduta per terra. Bene, ci fermiamo qua e torniamo subito. Eccoci con voi in diretta, un grazie particolare al nostro Fabio Di Bernardo che questa sera sta facendo veramente le acrobazie per offrirvi le immagini da più angolature. Siamo veramente a 2 passi dal campanile di Basedo e siamo a un passo da quella che è la mostra che è dedicata a Pordenone Pedala. Sono con il vicepresidente Chiarod Mauro. Porto i saluti della Pordenone Pedala e di Luigi Tomanini, il presidente che si trova in quel di Capri per un po' di relax.
Ecco, io ringrazio Basedo perché Basedo è sempre stata una nostra meta e grazie a loro che l'hanno sempre voluta possiamo così onorare questa Pordenone Pedala, 46esima Pordenone Pedala, 45esima mostra che è stata inaugurata prima alle 17:30 in presenza del sindaco, in presenza del presidente, in presenza di tutto lo staff della festa della Rassa. Ecco, questa per noi è un grande veramente pubblicità, ma anche un grande onore. Ricordatevi che la Pordenone Pedala tocca tutti i paesi della provincia e anche fuori dalla provincia qualche volta, però è perché le bellezze di questa provincia sono tali da doverle farle conoscere. La Pordenone Pedala è un veicolo per fare conoscere queste bellezze, Basedo è una di quelle. Grazie. Ecco, senta, la mostra che cosa racconta? La mostra racconta i 45 anni di Pordenone Pedala, non possiamo mettere i 270 pannelli, ma ne possiamo mettere 93, di cui c'è un excursus dal 1973, quando è iniziata, ad oggi, e qui quindi mettiamo in risalto tantissime cose, dal bambino, dal tema della Pordenone Pedala, dalla presenza dei personaggi delle amministrazioni che ci hanno voluto bene, dalle forze dell'ordine, dai partecipanti, dalle mamme, dalle nonne, cioè tutti, anche Basedo in questo caso ci ha offerto questa garanzia. Grazie. Però quando si svolge? 9 di settembre, la Pordenone Pedala si svolge sempre la prima domenica di settembre, quando c'è la settimana piena, tra virgolette. E quindi al 9 settembre vi aspettiamo tutti. È stata un'apertura con questa apertura del museo appunto della Pordenone Pedala, e speriamo che tutta questa gente che noi vediamo qui questa sera grazie alla Sagra, ecco, possa avere nei tavoli la pubblicità, e speriamo che formino anche i 5.000 partecipanti. Puntate a quel numero. Puntiamo a quel numero, abbiamo sempre puntato a quel numero. Non andiamo oltre non perché non vogliamo, perché i 5.000 per noi è un emblema, come è la pasta asciutta, la medaglia, il numero e il paese dove noi vogliamo fare la seconda partenza. Senta, ma chi partecipa alla Pordenone Pedala? Partecipano tutti, è aperta a tutti. Dovevamo mettere un regolamento per quanto riguarda i bambini da 6 anni in su. Perché? Perché giustamente fa parte anche delle norme della Federazione Ciclistica Italiana, però accogliamo tutti, anche i bambini neonati, purché magari in sicurezza le mamme e i genitori abbiano un po' di accortezza di non farli correre i 40-50 km ai bambini che sono troppo piccoli. Grazie al vicepresidente della Pordenone Pedala, e chiedo solo se ti sposti di 1 metro. Guardate che bel davanzale alle mie spalle, guardate quanta gente che è distesa, e vi garantisco che la gente di Basedo rappresenta la minoranza, perché qua ci sono veramente migliaia e migliaia di persone. Poi credo che abbia piovuto non lontano da qui, e la temperatura la collega De Michelis la definirebbe croccante, nel senso che si sta proprio bene. Allora, a proposito di visitatori, allora, non so se notate i vassoi, questa coppietta si è scofanata. Chi è che ha mangiato di più, tu o la signora? Lei. Lei? Da dove arrivate? Pramaggiore. Pramaggiore, che non è lontano da qua. Ah, vicino, vicino. Come si chiama tua moglie, l'amorosa? Compagna. La compagna. Cosa avete mangiato? Cosa avete mangiato? La Rassa, piatto completo, buona. Adesso ti sta il dolce o basta così? Siamo a posto così. Siamo full. Voi siete degli abitué, venite ogni anno alla festa? Ogni anno sì, e merita ogni anno. Ascolta, e poi vado dall'uomo che ha alle mie spalle. Che cosa c'è di bello da vedere a Pramaggiore? Ma è un paese, insomma, non è che... Voi vivete lì? Sì. Si vive bene? Sì, si vive bene. Una cosa che mi dice, devi venire a vederla a Pramaggiore. Non saprei. Non saprei. Puoi darmi una mano o no? Cosa ci sarà, non so, una villa, una bella chiesa? C'è. Il centro. Il centro di Pramaggiore. Buon appetito. Allora, eccolo qua. Noi dobbiamo anche parlare del fatto che questa è una festa nella quale si fa solidarietà. Sì, è vero, è una festa che ha
diciamo, un'importanza ormai acclamata e riconosciuta, abbiamo un pubblico che ci viene a trovare ogni anno e ringraziando il cielo sì, siamo fortunati, riusciamo anche alla fine ad avere qualche soldino da parte. Questi soldini qua, oltre a portare avanti le iniziative del paese, noi facciamo i regalini ai nuovi nati, ai bambini del paese, facciamo il regalino di Natale, il Babbo Natale porta i regali ai bambini del paese, agli anziani. Facciamo anche delle attività di solidarietà un po' a chi ce lo chiede nel territorio, nel comune, ma anche fuori comune, qualcosa diamo al CRO di Aviano, grazie al nostro amico Mascherin Maurizio, che è un medico del CRO di Aviano che segue il fondo GOCNE, che è un fondo specifico per i bambini in terapia lì ad Aviano. Noi stacchiamo un assegno, un piccolo contributo. È ormai un rapporto che va avanti già da tanti anni con lui, siamo molto felici perché lui poi riesce a realizzare quella che è una delle nostre cose, quella di aiutare chi magari non può festeggiare ma sta cercando di star meglio, insomma. Quindi dobbiamo dire che chi viene alla festa a Basedo, lo ricordo, potete venire fino a lunedì sera, fate del bene perché parte del ricavato va anche al CRO di Aviano. Sì, una parte va al CRO di Aviano, un po' aiutiamo la polisportiva comunale per la quale siamo molto affezionati amici, e qualcosina cerchiamo di dare alla parrocchia o comunque chi ha bisogno nel territorio comunale cerchiamo di dare qualcosina. È chiaro che una piccola parte rimane in cassa perché per ripartire con i giochi, con i lavori, insomma c'è bisogno comunque di energia, c'è bisogno anche di qualche soldino, e quindi qualcosa poi rimane in cassa per poter ripartire, ma sostanzialmente questo non è che i soldi poi prendono altre strade, perché non ce n'è più di tanto, nel senso che quando compriamo i prodotti che sono di buona qualità, quando stiamo attenti un po' a tutto, alla raccolta differenziata, quindi prendiamo i bidoni, prendiamo tutta l'attrezzatura, tutta la gestione ha un costo. Ricordiamoci che il fatto di ritrovarci, di stare insieme, di cenare insieme è già di per sé solidarietà, perché vuol dire fare convivialità, fare amicizia, ritrovarci, e poi il resto vuol dire anche devolvere al Teleton, vuol dire devolvere al CRO di Aviano e agli amici che dovessero aver bisogno, che si fanno avanti. Insomma. Dammi solo 2 secondi, sì. Vedevo questa scena tenera, no, buonasera signora, c'è la creatura che ha un caldo, proprio caso di dirlo, bestiale, e la sua padrona con il ventaglio, come si chiama? Chi? Luna. Piace le sagre perché è festa e ci si diverte. Anche a Luna piacciono le sagre. Ne giriamo parecchie, specialmente questa che è una tipologia di sagra specifica dell'anitra, della razza, dove le altre sagre fanno una gastronomia molto vasta e sinceramente come commerciante e via dicendo è un po' troppo allargata, deve essere specifica. E qua è specifica. Quindi questa è una sagra che adoro venire tutti gli anni. Dove arrivate? Da Prata di Pordenone. L'ho chiesto prima a un ragazzo di Pramaggiore, ma a Prata di Pordenone cosa c'è di bello da vedere? A Prata, insomma, nelle zone limitrofe, forse Villa Varda e via dicendo, però cose specifiche non ci sono in loco. Però sì, diciamo sempre di punti di interesse e via dicendo. Però tornando al discorso delle sagre, è ora che le sagre limitino il discorso del menù, perché la sagra deve essere la sagra di polenta e costa, vino e birra, e questa è centrata e funziona, è veramente ok. Quindi questo signore, un saluto a Luna, buonanotte. Quindi, suocera. Senta, ma tieni più volentieri Luna in braccio sua suocera. Pesa di meno la Luna e quindi 7,5 kg, preferisco lei, Dio. Grazie. Grazie, buona serata. Allora, grazie a questo terzetto che è arrivato da Prata di Pordenone, e Fabio ha ripreso i 2 ragazzini con il contenitore, li abbiamo visti anche a Martignacco, questi ragazzini che vengono immessi nel mondo delle sagre locali proprio per abituarli a collaborare, a dare una mano.
l'orchestra piacentina è già da una ventina di minuti che sta suonando, adesso noi ci fermiamo e ci vediamo per l'ultima frazione col nostro Cicerone, a tra poco. Eccoci con voi allora con l'ultima parte di Telefriuli Estate, sono con Silvio Cottarine che ci ha portato qua perché c'è un disegno da raccontare. Sì, sì, certo, è un disegno meraviglioso perché interpreta questa festa che è partita piccolissima 40 anni fa quando ero molto più giovane, e il senso è quello che questa zona di terra, che è questo piccolo paese, viene portata in giro per il mondo dalle anatre, dalla pubblicità, dalla sagra della razza, dalla gente che viene qui a apprezzare questo piatto, dalle orchestre e via via. Senta, lei è stato presidente ed è un po' la memoria storica. Sì, sì, io sono stato presidente dal 92 fino al 2003 in una fase di grande crescita e ho avuto grandi soddisfazioni. Questo è un volantino fatto nel 1999 e qui ci sono i nomadi con la nostra maglietta che portiamo nel cuore ancora con grande soddisfazione con quello che abbiamo fatto in quel periodo. La sagra si è sviluppata, adesso manteniamo, facciamo sempre meglio, abbiamo trovato un bravo presidente e davvero noi ci teniamo che continui così. Va detto una cosa, è un paese molto piccolo e tutta l'attività sociale del paese viene finanziata con quello che è l'introito della festa, oltre i contributi, la solidarietà che diamo a tutte le associazioni che ce lo chiedono, ma altrimenti questo paese senza questa festa probabilmente non ci sarebbe, o sarebbe un gruppo di case un po' anonime dove non succede niente di speciale. Senta, che cosa rimane? Mi piace vedere e raccontare questo disegno di quei tempi, dei primi tempi. Ma dei primi tempi rimane l'entusiasmo, rimane il senso di libertà. Oggi purtroppo dobbiamo dire che con questi numeri sembra più una piccola azienda, non si può scherzare, non si può perdere un minuto. Alla mattina si comincia controllando le giacenze, come fa una fabbrichetta, e a mezzogiorno bisogna cucinare, alla sera è diventata così. All'inizio capitava di andare alle 5 del mattino di ciocchi di sfai a casa e la sera si arrivava che arrivavano prima i clienti e noi brancolavamo nel buio più completo, ma era una grande soddisfazione. Oggi a questi livelli la sicurezza, tante cose, bisogna rigare dritti, insomma, molto molto seriamente. Insomma. Grazie. Prego. Me lo lascio? Allora, grazie. Quest'uomo ha l'entusiasmo del primo giorno. Sì, Silvio è stato presidente per tanti anni e lui ha sempre amato la festa e lo dimostra da sempre. Per noi è chiaro che è sempre un punto fermo perché con l'esperienza che ha ci aiuta e collabora sempre con la festa. Ci vuole anche l'esperienza perché ci sono tante cosine insomma, che devono essere messe a punto all'inizio e quindi c'è tanto lavoro, ma ci sono anche tante persone che per fortuna hanno delle esperienze che vengono applicate alla festa e queste danno il risultato. Noi, come abbiamo detto prima, ci teniamo sempre a dire che portiamo avanti una tradizione. Questa è la cosa fondamentale, una tradizione che è la festa, che è il ritrovarsi, ma che è anche il piatto e la cura per il piatto che viene fatto con i metodi e la procedura che si usava un tempo. La festa vediamo che è apprezzata e questo ci dà la possibilità poi di dare qualcosina e di contribuire ad aiutare chi ha più bisogno, come abbiamo detto prima, alle varie associazioni del territorio. Quindi questo è una bella cosa, ringraziamo la collaborazione, come ha detto il Presidente, di tutti. Quest'anno, come abbiamo detto prima, siamo particolarmente contenti della sensibilità che ha avuto Pordenone Pedala per essere presente a Basedo, perché Pordenone Pedala ha sempre valorizzato anche i borghi più piccoli, i paesi più piccoli. Basedo è un paese piccolo con una grande tradizione, anche Pordenone Pedala ha una grande tradizione, quindi questo incontro è stata una bella cosa, molto positiva. Allora ricordiamo chi si sta esibendo, l'orchestra? Piero Galassi,
Poi avremo lunedì Matteo Tarantino, abbiamo tante belle orchestre, vi invitiamo a venire a Basedo ad assaggiare la rassa per l'orchestra, per la convivialità che c'è, per questo clima di festa che c'è, ma anche di tradizione e di storia. Beh, Tarantino è un altro pezzo da 90. Sì, anche Tarantino, poi abbiamo Marco i Clan, abbiamo orchestre che vengono sul programma, sono tutte esposte. Le grandi orchestre le chiamiamo perché abbiamo un grande pubblico, riteniamo bello offrire loro un spettacolo importante e quindi ci uniamo un po' la parte artistica di queste grandi orchestre con la tradizione, come abbiamo detto prima, e anche con l'aspetto, come dicevano i giovani prima, di ritrovarci, di stare insieme, di far sicuramente una grande lavorata, ma anche di fare anche una bevuta, una mangiata insieme. Io voglio cogliere l'occasione per donare una maglia a Telefriuli, a te Daniele, che sei stato gentilissimo di venire a trovarci. Ci è piaciuta molto questa presenza, così cerchiamo di estendere la conoscenza di Basedo su tutto il Friuli e quindi ti regaliamo questa maglia, che è la maglia nostra della festa di quest'anno. Noi le cambiamo ogni anno e le doniamo a tutti i nostri collaboratori e quest'anno anche Telefriuli è un nostro collaboratore. Grazie. Grazie a te. Allora, caro Di Bernardo, gustiamoci questo brano di questa orchestra che è arrivata dalla zona di Piacenza ed è un brano dedicato alle filande. Vediamo se riesco a... così, scusi, solo facciamo la ripresa. Grazie. E allora stiamo con voi ancora qualche minuto e vi mostriamo l'orchestra Galassi. La Filanda, un glorioso luogo di lavoro molto amato dai friulani, ce n'erano moltissime per voi. Allora io approfitto dell'occasione per ringraziare questo signore che è stato il mio angelo custode e ricordiamo ancora una volta fin quando si può venire alla festa di Basedo. Sì, siete tutti invitati alla festa di Basedo, alla festa con la tradizione, con la storia, alla festa con la rassa che è l'anatra muta fatta al forno. Io sono Giorgio Rongadi e vi ringrazio di essere stati qui a Basedo oggi e vi invito a venire quando volete, siamo qui ad aspettarvi in questi 5 giorni perché la festa per tradizione dura 5 giorni secchi, non di più, quindi finiremo martedì con dei splendidi fuochi d'artificio. Ecco Giorgio, fino a che ora si balla stasera? Di norma fino all'1, poi se il sindaco non si arrabbia si fa qualche minutino in più, ma insomma rispettiamo di norma gli orari, è giusto rispettarli. Allora grazie a Giorgio, grazie di cuore, noi vi abbiamo, adesso c'è una leggera pioggerellina ma che non dà assolutamente fastidio, io vi ringrazio di cuore per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che domenica saremo in diretta con Telefriuli Estate dal Festival di Maiano dalle ore 21. Buona serata, buonanotte da Basedo di Chions, arrivederci.
love it, so please don't stop it.